Ben ritrovati amici e amiche dell'atletica. Enrico Sacomano continua la scalata ai vertici del lancio del disco. Giovedì a Imola, al Memorial Franco Conti, ha sfiorato i 61 metri scagliando l'attrezzo al primo dei 6 tentativi a disposizione a 60,99. È il terzo record consecutivo. I campionati europei sono a un passo e il lanciatore di Adriano Cossi avvicina all'appuntamento a passi da gigante. A Imola si è messo alle spalle il campione italiano Alessio Mannucci dell'Aeronautica Militare, che si è fermato a 59 metri e 36. 4 titoli italiani junior a Rieti, più un argento e un bronzo per i portacolori del Friuli Venezia Giulia. Emiliano Brigante, ronchese della Trieste Atletica, ha aperto le danze venerdì con la vittoria sui 10.000 marcia in 43, 7 e 78. L'allievo di Sergio Tonuta ha un personale di 41, 48 e 25 dell'anno scorso e un 42, 48 e 13 di quest'anno, fatto a Maiano, che è il minimo per i mondiali. Poi è arrivata la doppietta dei martellisti del Malignani Libertas di Mario Vecchiato. Davide Vattolo primo con 71 metri e 7 e Alessandro Feruglio secondo con 66 metri e 8. La prima giornata si è conclusa con il terzo oro a opera di Cesare Caiani dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli sui 3000 siepi in 9, 20 e 47. Il sacilese, allenato da Matteo Chiaradia, caduto alla partenza, si è portato subito in testa e l'ha mantenuta per tutta la gara. L'anno scorso era stato terzo agli Europei di Tallinn in Estonia con 8, 50 e 16 e quest'anno ha già corso in 8, 59 e 14 a Pordenone. La quarta vittoria è arrivata nel decathlon e porta la firma di Alberto Nonino del Malignani Libertas, che ha totalizzato 7.112 punti e staccando il biglietto per i mondiali di Cali in Colombia di inizio agosto. Bel terzo posto infine nel giavellotto di Lara Beargi del Bor Trieste, figlia della discobola Irena Taucher. Meeting di atletica al Gresar di Trieste sabato, esclusivamente riservato a velocità e mezzofondo. Modesta partecipazione all'11ª edizione del Cavallo Scende in Pista, organizzata dall'Associazione Sportiamo, ma i risultati buoni nel complesso, con la velocità regina del pomeriggio triestino. Sui 100 metri femminili, Egon Gesekeibe della Industria Sport Padova ha vinto in un ottimo 11,80. Detiene un personale di 11,57 realizzato quest'anno a Firenze, dove al secondo posto si è classificata l'ostacolista di Magnano in Riviera, Giada Carmassi, Bruniera Friuli-Intagli, in 11,84. Il suo recupero dall'infortunio che l'ha tenuta per lungo tempo ai box è dunque completato e l'atleta di Emanuele Olivieri può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Terza posizione per Allegra Bizzarini, Sportiamo, in 12,63. La gara maschile ha messo davanti a tutti il 24enne consulente fitness Michael Fichera, polisportiva Triveneto Trieste, in 10,77, 10,69 di personale, che ha sopravanzato il compagno Andrea Paris, 11,03, ed Emanuele Bovino, Malignani Libertas Udine terzo, in 11,04. 800 metri maschili, appannaggio dello sloveno Rok Markeli in 1,50 e 51 davanti al connazionale Jance Vlajnik 1,52 e 87 e all'udinese del Malignani Libertas Udine Andrea Lamparelli 1,53 e 21. Nei 400 metri donne la più veloce è stata Francesca Menotti, Libertas Friul Palmanova, prima in 58,08, che si è messa alle spalle Sara Pezzetta, 58,69, e Beatrice Vattolo, 58,88, entrambe del Malignani Libertas Udine. In campo maschile successo di Andrea Chiarvesio dell'Atletica Malignani Libertas Udine in 49,60. Seconda posizione per Enrico Moro, Società Ginnastica Triestina, in 49,79 e terza per Matteo Ierep, Libertas Grion Seremalzacco, in 50,03. Poco da segnalare nelle altre gare del programma.
Gli 800 metri donne sono andati alla Junior Gaia Perinello, ASD Team Treviso, in 2:28:59, dove un particolare plauso va dedicato ad Alessandra Lena, Bruniera Friuli Intagli, una Master 50 capace di classificarsi al secondo posto in 2:31:02. L'atleta di Staranzano, già campionessa europea dei 1500, Master 45, è allenata da Stefania Rustici. Sui 5000 metri, infine, normale amministrazione per Chiara Pianeta, Team KM Sport, prima in 18:38:75, davanti a Gaia Tomassini, Cus Trieste 19:6:18, e per Steve Bibalo, Sportiamo, che ha vinto in 15:18:17 sul Veneto della SD Team Treviso, Anna Sfafta. La Velox ha organizzato a Paularo la prima edizione della staffetta squadre denominata Paular di Gnot, che fa parte del circuito staffette sotto le stelle. Si è disputata in 3 frazioni da 3 km ciascuna, da percorrere una volta per ogni singolo concorrente. Il percorso ad anello si snodava tra le vie del paese, interessando il centro abitato di Paularo e frazioni. Una trentina ai terzetti al via, dove il successo ha premiato i ragazzi della Stella Alpina, scesi da Forni di Sopra per vincere. Obiettivo centrato in 32:23, con Thomas Veritti, Denis Neukom e Iari Boezio. Piazza d'onore per gli atleti di casa della Velox, con Giacomo Tarussio, Fabio Blanzan e Christian De Crignis in 32:42, e bronzo all'Aldo Moro Paluzza in 34:4 con Marco Craigero, Gianluca Nazzi e Oliver De Sanz. Tra le donne la staffetta delle Gazzelle in 37 minuti netti ha messo in cascina un altro primo posto con le sorelle Elisa e Veronica Gortan, affiancate da Marca Pugnetti. Buon secondo posto per l'Atletica Buia in 37:52 con Veronica Molaro, Giulia Franceschinis e Jessica Calaz. E terze le atlete del Piani di Vase Rigolato in 41:23 con Sara Polonia, Alice Fruc e Orietta Gressani. I migliori tempi di frazione sono stati realizzati da Igor Patatti, Piani di Vas in 10:17, e in campo femminile da Marta Pugnetti, le Gazzelle in 11:49. Sesta prova di Coppa Friuli sabato a Teor con l'organizzazione dell'Atletica 2000 Codroipo. 220 runner a caccia della vittoria della prima edizione della corsa Tor Parteor di 5.250 metri. La spuntata Giuseppe Puntel, Sportiamo in 22:17, che ha avuto la meglio su Matteo Fantin, Bruniera Friuli Intagli 17:19 e Marco Nardini, Timau Cleulis 17:22. Quarta e quinta piazza per Igor Patatti, Trieste Atletica, ed Ennio De Crignis, Carnia Atletica. Tra le donne la vittoria ha premiato Marta Pugnetti, Carnia Atletica, che si è aggiudicata la prova in 25:12. Seconda e terza posizione rispettivamente per Jessica Calaz, Atletica Buia 25:52, e Tamara Giorgi, Trieste Atletica 26:4. I vincitori di categoria. Promesse Antonella Franco, Aldo Moro Paluzza, senior Marta Pugnetti e Matteo Fantin. 35 anni Elisa Pivetti, Liberta Sudine e Giuseppe Puntel. 40 anni Jessica Calaz e Marco Nardini. 45 Samantha Piagno, Fiamme Cremisi e Luigi Muciaccia, Bruniera Friuli Intagli. 50 Mariangela Stringaro, Keep Moving e Marco Cosa, Atletica San Martino. 55 Cristina Viotto, Scuola di Maratona Vittorio Veneto e Giovanni Pascolo, Liberta Stolmezzo. 60 Sonia Furlan, ASD Naonis e Paolo De Crignis, Carnia Atletica. 65 Margherita Zande Giacomo, Aquile Friulane e Maurizio Zamaro, Ialmico Corse. 70 Ennio Zampieri, Atletica San Martino. 75 Aido Janic, Carnia Atletica. E ora le ultime notizie ce le racconta Greta Iuri. Ogni tanto i sogni diventano realtà. Vissa Sintau, nata il 29 luglio 1996 in Etiopia e adottata dai coniugi Giuseppe Vissa e Anita Bertolini, che l'hanno accolta a Pozzecco di Bertiolo, sarà l'unica rappresentante del Friuli Venezia Giulia ai campionati del mondo di atletica, in programma a Eugene, in Oregon, dal 15 al 24 luglio. Un sogno che rasenta la favola a lieto fine, quello di Vissa, che a 10 anni è arrivata alla corte dell'Atletica 2000 Codroipo per cominciare il percorso formativo nel campo dell'atletica leggera. Qui è rimasta 10 anni, passando nel 2016 al GS Valsugana,
quindi il trasferimento nel 2020 all'Atletica Bruniera Friuli-Intagli, alla corte di Ezio Rover, che ha come pochi il fiuto per capire le potenzialità dei ragazzi che porta nel suo team. Si migliora quell'anno fino a 2,8,8 sul doppio giro di pista che le garantisce una borsa di studio alla St. Leo University della Florida. Fino a qui non ha mai abbandonato Cornelio Giavedoni, il tecnico che l'ha accompagnata fin dai primi passi. In America, superate le naturali difficoltà di ambientamento e il cambio di scuola, passando all'University of Mississippi, i suoi passi cominciano a diventare impetuosi. Il tecnico americano Ryan Vanoy la convince e la rassicura. Si divide tra studio e atletica e fa quel balzo tecnico che colora d'azzurro. A gennaio ferma i cronometri a 9,04,95 sui 3000 metri indoor, miglior tempo stagionale italiano sulla distanza. Sugli 800 ad aprile strapazza il personale di 2,04,53, portandolo a 2,01,06. Sui 1500 il progresso è esaltante quanto vertiginoso. Dal 4,16,08 dello scorso anno, nel 2022 corre la distanza 7 volte, migliorando quel limite in 6 occasioni, fino al 4,04,64, realizzato in Spagna a metà giugno, che l'ha proiettata in un'altra dimensione. Vissa entrerà in gara sull'anello dello stadio di Hayward Field nel pomeriggio di venerdì, dove alle 18:10 locali, ore 3:10 in Italia, affronterà le batterie dei 1500 metri. Sarà il suo debutto con la maglia azzurra, stimolante e quasi proibitivo. Alla soglia dei 26 anni Vissa ha la maturità giusta, manca l'esperienza internazionale, non la determinazione, il carattere, l'entusiasmo che possono compensare il gap. Conosce bene la pista perché non più tardi di un mese fa, le immagini si riferiscono proprio a quell'evento, sempre sui 1500 metri, qui si laureò campionessa NCAA, i campionati universitari statunitensi. Il ricordo è dolcissimo e potrà aiutarla. Sabato, sempre nel pomeriggio, sono in programma le semifinali. L'atletica italiana in generale e regionale in particolare si abbraccia a lei nell'augurio corale. La speranza che la ragazza dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli possa essere ancora della partita è tanta. C'è naturalmente da fare i conti con la realtà, ma, come detto in apertura, i sogni ogni tanto si avverano. La Libertas Grions Remanzacco ricorderà con la quinta edizione del meeting estivo di mezzo fondo in programma mercoledì 13 luglio al Polisportivo di Remanzacco Maurizio Riabiz, prematuramente scomparso nel 2019. Maurizio era stato un valido mezzofondista della Libertas Udine sotto la guida del professor Franco Colle. Terminata la carriera agonistica, aveva fondato nel 1998 l'Atletica Cividale, dove si è messo in luce il figlio Federico, anche lui atleta di vertice. Nato nel mese di luglio 2018, il meeting estivo di mezzofondo si è ritagliato uno spazio importante nel calendario regionale della FIDAL, come evento di ottimo livello tecnico più che numerico, grazie a un montepremi adeguato mirato a portare al Polisportivo Vittorio Morandini di Remanzacco il fior-fiore del mezzofondo regionale e nazionale. Il meeting è patrocinato dai comuni di Remanzacco e Povoletto, con la collaborazione del Comitato Provinciale Libertas Udine, della Maratonina Udinese e dalla SD Aurora Buonacquisto. Inizio gara alle 19:40 con le categorie ragazzi e ragazze, 1000 metri. A seguire cadetti e cadette, 800 metri, per concludere con i 1000 metri assoluti femminili e maschili, dove sono attesi a confermare l'ottimo stato di forma Jacopo Fontanini e soprattutto Matteo Jereb, che ai campionati italiani Libertas di Pistoia ha vinto il titolo tricolore sugli 800 metri. Dalla Toscana, i 13 ragazzi del pool di tecnici Sandra Candelotto, Tommaso Pascolini, Emiliano Vidussi, Lucio De Ecker e Sergio Jereb hanno portato a casa anche un argento e un bronzo sui 200 metri con Alice Beltramini e Margherita Petrussa. Il secondo oro è arrivato dalla 4% donne con le stesse Beltramini e Petrussa, affiancate da Jennifer Fracastoro e Veronica De Ecker. Non c'è altro per questa settimana, cari amici. Arrivederci a lunedì prossimo. Buona atletica e buone corse a tutti.